Le streljaje od Ponte Rosa v samem središču Trsta se pod cerkvijo svetega Antona Novega bohoti 60 lesenih hiškic, ki predstavljajo tradicionalni božični tržaški sejem. Že oddaleč je slišati praznično glasbo, da o vabljivih vonjavah niti ne govorimo. Bogate stojnice s prazničnimi dobrotami, smrečicami, cvetjem, dišavami, okraski in pisanimi ter ročno izdelanimi darili si ogledujejo številni domačini in obiskovalci, ki se letos po dolgem času brezskrbno prepuščajo prazničnemu vzdušju. Ma ho comprato degli incensi, giusto per provare prima di Natale, per vedere se vanno bene con l'ambiente, arancio e cannella, quelle cose lì. Cerchi dei regali per chi? Sì, per il fidanzato sto cercando un regalo un po' per la famiglia, i parenti, qualcosa di interessante e di diverso che si possa trovare in fiera. Ma spenderà tanto per i regali di quest'anno? Ho tanti parenti, ho tante persone, ma diciamo che comunque saranno 10-12 euro a persona, insomma, intorno ai 10 euro. Ma sui 400 euro per tutti, di più no, perché comunque sono le feste, bisogna stare attenti a quello che si spende. Devo dire che vendiamo molto bene, ci sono tanti nonni che vengono a prendere per i nipotini le targhette e devo dire che vanno molto, questo sì, la gente si vede che vuole cose più naturali comunque, il legno va. Jaz že prihajam tle 6 let na Tržaško, prodajam tle suho robo, največ gre lesena roba. Žlice, dele, vse sorte. Pa tudi igračke lesene gredo. Veliko je zanimanja za lokalne produkte, in ki se jih tudi težko najde drugače v mestu. Ne? Italian word. Everything is made in England, and it's what we really like to bring to Trieste is something different. We sell cheddars, we sell curds, we sell marmalades, but what's most important, everything is natural. No additives, no colouring, no preservatives. Že 8. leto zapored bodo na božično vigilijo pred cerkvijo postavili tudi jaslice s številnimi živimi živalmi. Drsališče pa bo za zabavno preživljanje počitnic otrokom na voljo vse do 6. januarja.